Tu che sei in dieta, ciao. Ciao Patavini, con questo leggero fioccare di neve che potrebbe ricordare il fioccare del panettone, vi porto dentro la produzione di questo prodotto tipico molto presente in questo periodo. Grazie a Terra Candita, l'azienda che stiamo per andare a visitare, si può gustare anche in versione salata tutto l'anno, insieme ad altri dei loro fantastici prodotti. Io non vedo l'ora di mettere le mani in pasta e andare a curiosare con i miei occhi perché adoro questo tipo di preparazioni, i lievitati e anche i prodotti di questa azienda che ho già avuto modo di provare diverse volte. Siamo a Lentiai, in provincia di Belluno, loro hanno anche un pop-up store in Piazza della Frutta a Padova e a breve arriveranno anche sotto il salone con uno store dedicato. Siete pronti? Ho appena chiesto a Christian il permesso perché non posso non andare a toccare anch'io questo bellissimo impasto. Finalmente posso presentarvi Marco, che è uno dei 4 ideatori e creatori di tutta questa bella bontà. Certo, Ciao Marco. Io è ormai un paio d'ore, credo anche di più, forse che sono qua con sono anche voi. 2 ore e mezza. È stupendo, a me piace moltissimo quello che voi fate, mi è piaciuto moltissimo mettere un po' le mani in pasta e fare una piccola parte della vostra produzione anche io personalmente. Raccontami un po' l'idea che c'è dietro a Terra Candita, perché io la so già, ma è giusto che la sappiano anche loro. L'idea iniziale è nata circa quasi un anno fa, era quello di congiungere il mondo dell'agricoltura al mondo della cucina, della pasticceria. Ci è venuta in mente questa idea perché io e Paolo, che siamo 2 dei 4 soci, abbiamo entrambi un'azienda agricola e quindi volevamo cercare questo legame proprio con la terra candita. Terra che deriva proprio dalle aziende agricole e candita perché puntiamo molto sul candito di qualità, senza conservanti e senza l'uso della pastorizzazione che rovina un po' il prodotto. È un'idea la vostra che nasce da tanto amore e da poco tempo in realtà, perché voi operativi siete aperti da pochissimi mesi, ma fate già le cose molto bene, a regola d'arte, con un'attenta selezione, da quello che mi avete raccontato Certo. e da quello che ho visto, della materia prima, che è fondamentale ovviamente per la buona riuscita poi del prodotto finale, giusto? Sì, fin dall'inizio abbiamo puntato su un laboratorio di altissima capacità dal punto di vista sia produttivo ma dal punto di vista Qualitativo mi viene da dire certo, anche. sì. Stiamo puntando molto sul prodotto locale per quanto possiamo. Partendo dai macchinari, come ti dicevo prima, abbiamo scelto il 99% di macchinari prodotti in Veneto. Made in Veneto. Perché ci teniamo molto all'economia circolare all'interno del nostro territorio. Per quanto riguarda il prodotto che utilizziamo nella produzione di panettoni e dei biscotti, come miele usiamo il miele delle Dolomiti Bellunesi. Per il salato usiamo il Piave Oro, selezione Oro, anche lui è una DOP del territorio locale. Sono d'accordo con te, macchinari di ultimissima generazione, Certo. molto costosi ma anche molto performanti e molto belli, che vi permettono appunto di garantire anche uno standard qualitativo sempre costante, sempre mantenendo l'artigianalità ovviamente del prodotto, che è fondamentale. Sì. Ed è bello che sia così. Noi puntiamo a un prodotto artigianale, però non vogliamo complicarci la vita, diciamo, vogliamo semplificarcela e quindi abbiamo scelto i macchinari all'avanguardia. Ho raggiunto Alice per pirlare i panettoni. Piacere. Alice, Ciao. io devo dire assolutamente questa cosa, ossia che tu hai una passione, un amore che ti si legge negli occhi, io l'ho già visto nelle varie fasi precedenti a questa, e è una cosa veramente veramente bella, e quando fai un lavoro, secondo me, con questa passione, questo amore, questa lucentezza che tu avevi e hai negli occhi, e questo sorriso appunto che ci stai mostrando, è la cosa più bella secondo me che si possa fare. Sì, io sono proprio fortunata perché ho trovato nel lavoro la mia passione, delle persone tra l'altro fantastiche, perché lavorare con loro è super. Condivido perché sono qua da poco, però ho visto che avete un bell'ambiente, una bella atmosfera e soprattutto fate tutti quotidianamente quello che vi piace, che è la Certo. cosa più bella. Sì. Io avevo i tuoi stessi occhi a cuoricino nella preparazione dell'impasto in tante fasi e non vedo l'ora appunto di andare a mettere nuovamente le mani su questo impasto. Sì. Quindi ti seguo. Allora, bisogna pesare. Possiamo dire la grammatura? Sì, 970. Precisa, al grammo. Adesso gli faccio qualche piega Esatto. e poi ok. lo stringo. Prima piega e poi pirlatura Sì, a mano. esatto. Ho raggiunto Christian che adesso ci racconterà il processo del panettone e l'idea che avete comunque dietro la creazione delle ricette, perché ho già parlato con Marco di tutta la ricerca che fate, ma sono molto curioso di sapere anche il perché nascono i panettoni salati e come nasce una ricetta. Innanzitutto si parte tutto al lievito madre, dopo anni di ricerca abbiamo perfezionato anche un ottimo lievito che ci permette di creare un prodotto finito di eccellenza. Da lì si segue poi una ricerca delle materie prime che è fondamentale, come ha spiegato già Marco,
arco e arriviamo al lavoro manuale, perché bisogna saperlo impastare, che già quella è la parte difficile, per arrivare poi a un prodotto finale che lo vedi solamente quando lo sforni, lo metti a testa in giù. Lì capisci se il prodotto c'è o non c'è. Esatto. Capita spesso che il panettone cade. Può succedere, insomma. A noi per fortuna non è mai successo, ma può succedere. Fa sempre parte dell'artigianalità, no, del prodotto. Assolutamente sì. Noi crediamo nell'artigianalità, crediamo nel territorio, perché quella è la nostra base. La nostra idea di business è innanzitutto dal prodotto di qualità, fare settore Horeca per noi, che è un settore fondamentale, dove vendono prodotti ancora del territorio e farci conoscere all'estero. Oltretutto per farci distinguere dal resto dei concorrenti, perché purtroppo tutti fanno panettone nel mondo d'oggi, abbiamo deciso di fare una linea di salati, di cui siamo orgogliosi perché è un prodotto che per noi ci è avuta tanta sperimentazione, tanta ricerca, ma siamo arrivati a un ottimo risultato e il pubblico ci sta dando un bel riscontro. Io sono uno del pubblico e do assolutamente ragione a quanto hai detto. Avete un bellissimo prodotto, sia il dolce sia il salato, Grazie. e mi piace molto anche l'equilibrio che c'è appunto nella ricetta Esatto. e nella ricerca della ricetta stessa, soprattutto su quelli salati. Sì, lì è stato difficile trovare un bel equilibrio perché non è stato proprio facile, ma secondo me abbiamo raggiunto un ottimo equilibrio e stiamo ancora sviluppando prodotti nuovi per l'anno 2026. Esatto, hai visto già qualche anteprima, uscirà nel 2026. Ricerca e sviluppo che seguo personalmente, ci crediamo molto perché noi a ogni fornitore, a ogni prodotto innovativo noi lo dobbiamo sperimentare. Fate bene, è la base del prodotto, è la base del successo. Assolutamente sì, puntiamo soprattutto all'estero perché ha un grande potenziale per far conoscere il Made in Italy. Siamo sicuri che riusciremo a farci conoscere all'estero perché oltre al dolce appunto col salato è una cosa un po' nuova, un po' innovativa e vedo che abbiamo ottimi riscontri soprattutto in America e paesi Dubai. Infatti io ho una sola cosa da Nord aggiungere, Europa. non ho dubbi su questo. Lo dissi anche a Igor quando abbiamo parlato poco tempo fa, quindi non ho dubbi e vi si vedrà. Speriamo, noi siamo ottimisti, ci crediamo molto in questa nuova avventura, forza avanti, mai mollare. In bocca al lupo. Grazie mille, grazie. Dopo la cottura, il raffreddamento e le varie procedure di riposo del panettone capovolto, esatto, è arrivato il momento del per confezionamento. fortuna è uscito. È uscito bene questo, non si è... molto bello, si vede anche la scarpatura che è il taglio a croce. Abbiamo una macchina che con l'aria compressa apre il sacchetto, noi lo introduciamo all'interno e poi abbiamo la legatura. È molto bello da vedere, io l'ho già visto anche prima. Molto e... semplice, però ottimizza il lavoro. semplice ma efficace. Esatto. Igor, mentre io assaggio uno degli ultimi nati in casa Terra Candita, se ci racconti tutti i gusti io sono contento perché abbiamo messo qua parte dell'assortimento in realtà. Innanzitutto vi presento Igor, che non ve l'ho ancora presentato. Lui è patavino, lo trovate raramente al negozio in Piazza dei Frutti. Quando riesco. Per noi di Terra Candita l'innovazione va di pari passo con la tradizione, quindi abbiamo i classici panettoni dolci, gusto tradizionale che per noi è uvetta, arancia e cedro candito. Abbiamo anche pere e cioccolato, caffè e cioccolato, frutti di bosco e cioccolato, fichi e caramello, quello agli agrumi, sia limone che mandarino che arancia che cedro, e poi abbiamo anche, come quello che stai assaggiando adesso, stagionali in alcuni casi o come in questo che valorizzano qualche prodotto specifico del territorio come il formaggio Piave, che noi facciamo sia su ordinazione di aziende o comunque ristoranti che ce lo chiedono, sia anche diciamo come vendita al pubblico. Guarda, io volevo spezzare una lancia in favore dei panettoni salati che secondo me oltre ad essere molto intelligenti come prodotto sono anche molto buoni. Io ho avuto il piacere e l'onore di assaggiare quello cacio e pepe che ha proprio imploso il mio cervello di idee, di potenziali abbinamenti, e anche questo con Piave e la cipolla è super interessante. Grazie anche di questo super assaggio. Abbiamo anche il salamino, pomodorini secchi e parmigiano, e abbiamo il Mediterraneo che contiene salsa di pomodoro e pesto all'interno dell'impasto, delle olive nere, dei pomodorini secchi tagliati a pezzi che aiutano anche alla masticazione, danno un po' più di croccantezza vista la sofficità. Chiaramente serviva qualcosa che desse anche un tocco. Questo non l'ho provato e voglio provarlo. Adesso è il momento di fare l'unboxing di questa bellissima scatola. Io ho già fatto ripetutamente i miei complimenti ad Igor e non solo, e tu giustamente mi avevi raccontato, e quindi credo sia il momento di raccontarlo anche a loro, del perché dei colori anche, penso. Per noi la scatola blu racchiude sempre un panettone dolce, quindi quello tipico della tradizione, i cui gusti sono diciamo indicati dalla fascetta, che ovviamente ogni gusto ha il suo colore diverso, e invece sulla scatola verde abbiamo quelli salati. Alla fine ho fatto tirare fuori ad Igor uno all'albicocca, perché il classico l'abbiamo fatto questa mattina, ho sentito tutto il giorno il profumo dei canditi e mi è piaciuto moltissimo, però ero molto curioso anche della vostra albicocca, quindi posso andare? Prego, a te l'onore. Per noi l'albicocca significa candito all'albicocca e anche gelea all'albicocca, che facciamo sempre ricavandolo dal candito, che non hanno né solfiti né conservanti. Solitamente si leva la pellicola lateralmente in
era tale da liberare il prodotto. Poi si fa un taglio alla base e di conseguenza si va poi a tagliarsi la fetta. Qui in questo caso abbiamo un'albicocca candita e gelée di albicocca che noi ricaviamo sempre dai nostri canditi. Tutto il profumo che si sprigiona è dovuto al miele DOP delle Dolomiti, che è una nostra denominazione locale di cui siamo molto fieri ed è una delle uniche due in Italia per quello che riguarda il miele. Bellissimo. Dal candito che ovviamente anche lui rilascia il suo profumo vista. Ed è stupendo. Assolutamente sì. Io direi di andare subito all'assaggio, di non attendere sono oltre. d'accordo con te. Ti ho rubato il coltello, vado io al taglio. Mi racconti il perché dello store a Padova e del legame che avrete anche sotto il salone, come ho già accennato? Certo, il legame con Padova è innanzitutto personale mio perché diciamo sono di Padova, abito a Padova già da anni e lì diciamo ho studiato e ci ho lasciato il mio cuore. A livello di azienda abbiamo attualmente un temporary store in Piazza dei Frutti 35, ma siamo lì per restare. Abbiamo vinto infatti il bando sotto salone, quindi presto dal 1° di febbraio ci troverete lì con altri nuovi prodotti, insomma giusto per la stagione primaverile. Per noi Padova è importante per due ragioni: sicuramente è una città grande, una vetrina che ha tanto da insegnare a livello di storia enogastronomica, ma soprattutto è una città viva che si muove in continuo mutamento, dalla quale possiamo trarre tantissimi spunti e anche una città molto curiosa che magari vi sa Sì. anche dare dei feedback importanti. Assolutamente, la nostra sperimentazione sul salato per noi sarà importante capire dai padovani che feedback arriva. Ho riunito tutto il team, i ragazzi che mi hanno accompagnato, meglio io ho accompagnato loro in una delle loro giornate di lavoro in tutte le fasi più o meno del panettone. È stato un grande piacere, è stato super bello per quanto mi riguarda aver lavorato con voi una giornata. Ho tagliato un po' di fette, spero abbastanza bene, per godercele, coccolarci un attimo e salutare loro. Ciao a tutti. Potete parlare, non fate i timidi. Igor ha vinto questa grande. Dammi la metà a questo punto. Ciao ciao. Ciao. Ciao.